Lucietta! Mamma! Rompiti a me di corsa! Mamma, Zino! Mamma! Ma che sono ste facce? La serie di facce, faccio un riassunto. Tu sei una tappinara, Ma in che senso? che nel senso preciso di tappinara. Ma che è scemonito questo? E tu niente ci dici? Io resto in trepida attesa di una tua spiegazione. Ma quando parlo in italiano mi fa preoccupare. E dopo ti saprò dire su sì o non si tappenara. Parli tu o parlo io? Parlate voi che siete la madre. Un spagnolo, Don Rodrigo, non ti vuole fare maritare. Qual è il motivo? Tu che cosa ne sai? Tu che cosa ne sai? Tu che cosa ne sai? Ma in che senso? Che nel senso preciso della domanda. Oh, capisti, sì o no? Su cosa fettusa do spagnolo ha proibito a Don Abbondo di celebrare un matrimonio, replico. Tu che cosa ne sai? Quando sogno una sgraziata, quando sogno malasciuttata, era meglio che moriva appena nasce. Era meglio che ne nasceva a turno. Che destino infame o mio. Oh mio, bello, e ne stiamo scialando. Io mio. Sono una disgraziata. Allora, questo l'abbiamo capito e siamo d'accordo con te. Oh, ora siete sotto pisciati e parliamo. Ma mamma, io non ho fatto niente di male. E torna. A mia mi sa che questa qualcosa sa. Parliamo, vediamo che fu. La settimana passata, fu, Ero in casa da baronessa Calagiore a fare un servizio. il servizio, come sempre. Come sempre. Spuntato a Rodrigo e mi dice che vuole parlare con Barone. Io gentilmente ci disse che Barone non c'era in casa e di passare più tardi e che poi in quel momento ero sola in casa. Sola in casa. E io? Invece di resino cominciò a scongiacare. Ma lo sape che tu sei una bella muchachita. A te. Allora come? Insomma, andiamo avanti, parliamo. Tu mi hai fatto perdere la cabezza. Chi è che ci facesse perdere a chi su? La cabezza? A testa, va? Ma sei sicura che parlava con te? Ma se ero solo io e Edo che va a parlare. Senti come finì questa situazione, avanti. Come va a finire? Che io ci disse che ero promessa sposa a Lenzino Travaglino e che non stava bene pararmi in quel modo. Brava, sembra una figlia. Edo, per tutta risposta, si è messa a ridere e mi fa. Scommettiamo che tu non ti sposi con questo Renzino. Come non mi sposo? Ma che fa scherzo, ma scienza ci disse? A me mica te pronto, io hanno fissato matrimonio a Biancheria o a chiesa. Fessari, tu appartieni a amico. Amico? Io qui è sto amico? E a nessun altro. Ombre! Non ho capito. Dici che io appartengo a solo, schifio. E nel frattempo mi va toccando qua, e magari qua. Unia che ti toccava. Mi toccava qua e magari qua. Ah! Ti stai andando a tagliare la faccia! Fermo, non vai a fare sangue. Ah, Niente. ma
ma sento il bisogno fisico di tagliare Cilla! Renzino, Mannaggia. siediti, non fare pazienza, siediti. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, vai, io già taglio e torno. E torna. Siete gioco. E non mi pare Renato furibondo. Lasciatemi stare, Renato furioso, lasciatemi stare. Senti Renato furibondo, siete che magari mi stai facendo studiare. E chi è sto pazzo? Dunque, cerchiamo di non mettere la testa e di ragionare, hai ragione. Avete ragione. hai. Ragioniamo, casa, Ragioniamo. ragionare. Questi Ragioniamo. scemuniti. Ci sarebbe una soluzione facile. E quale? I resini in paese a meno messina. Uno non conosce nudo e nudo conosce spagnolo. E da maritarvi. Vero, manco ci avevo pensato io. Ma è lontano a Mero Messina. Muta! Ma è lontano a Mero Messina. Mamma mia, le soluzioni facili non mi piacciono. Ma io dico, ma perché? Ma sono così belle soluzioni facile. Perché? Perché io nella mia vita ho combattuto con inglesi, francesi, tedeschi e marocchini. E ho sempre vinto. Dunque, non sarà andando spagnolo a farmi battere la ritirata. Vuole la guerra? E guerra sia. E guerra sì, e allora ci stanno a tagliare la faccia! E torno! E torna! Torno, che quando ci posso stare? Torna nel senso che ti fissasti gioia. Siete in angolo di capo. Prudente. E chi è? Ma allora io dico, ma che guerra è? Guerra fredda. E che significa? Che significa? Guerra che carte. Andiamo a fare una bella briscola. Lucetta. Ma cosa mi un care gatti? Io ci faccio giocare a roba gatti, io scecco. Su è perché io mi fido. Siamo bravi. Ah, certo che avete in gene verde tutto noi. Che non è buono frito, manco con l'uova. Guerra che carte, guerra legale. E come si fa una guerra legale? Muta! E come si fa guerra legale? Quello che ci vuole è un consiglio legale. Che ci fosse meglio di D'Angiccio. Ma tu non c'è qui, sbroghiamo tasse. E certo, dopo che chiamano sbroghiamatasse, qualcosa la sapere conchiudere. Ora ne andiamo unito e vediamo che ne consiglia. Pattiamo. Alto, un momento. Questi sono discorsi di uomini. Ci vuoi parlo io? E pare che noi già ti aspettiamo con ansia. Ah, vediamo che combina, ci siamo in già tu. Don Ciccio! Don Ciccio! Don Ciccio! Casugno, sono Don Ciccio con sbroglia matassa, che con la sola imposizione delle mani posso risolvere tutti i vostri problemi. Equitazioni e teorema di Paola Pitagora. Ah, scusate, per caso ce l'avete 2 minuti di tempo? A secondo, se è tempo di perdere o no, che ti giova? A ne esce qualche incartamento? A scrivere qualche lettera? Parliamo. No, e siccome voi siete una persona che ha studiato e avete una testa tanta, Scinciamo? no, anzi, mia suocera dice che... Hai una testa tanta? No, Don Ciccio, no. Mi serve un consiglio, Che tipo di consiglio? che è legale. Scinciamo? Dunque, sì signore. Aspetta, prima che cominci, vado a casa senza soldi, non se ne canta, miss. E torna, Don Ciccio, che siamo anche so. Ah, se dobbiamo risolvere tutto così. Vedo Ma- che state bene pale baccalaro. Ma è fresco? Ma è fresco, e magari salato appunto giusto. Aspetta. Parra.
Posso parlare? Ah. Ma secondo voi, per caso la legge, che permette di proibire il matrimonio e di non farci fare a un certo prete di campagna? Aspetta. Occhio, malocchio, la trave in l'occhio, la luce nello sacco, con la pietra te lo scaccio. Avanti, confessa, chi è stato questo farabutto che ha minacciato il signor curato? Che ci stampavamo una bella querela grande quanto una casa e lo facevamo spagnare. Don Rodriguez! Don Rodriguez, i castigli di Mendoza, e venitemi a contarmi sta cosa. Ma che ci dici, Don Gigio? Ma che ci Basta, dici? basta. Tenete qua, il colloquio è terminato, basta. Ma Don Gigio, ma che Quale fa? don? Nei cianchi. Ma se ne vada così, senza darmi una soluzione, Don Gigio! Manco un baccalà non ci può. Da questo ne frate Cristoforo, solo io non ne posso salvare e ne può aiutare. Partiamo. ¿Dónde está la niña hermosa? ¿Dónde está la carecida esposina? Hablo con usted dos, deficiente. Io capisco, deficienti, e tu? Magari io. Scusi, signor, non potrebbe essere un dandinello più claro? ¿Dónde está esta Lucieta? Da. Golpeado la puerta. Come? Dopo le ate c'hanno male. Ah. Ma allora, se sape parlare italiano, perché ne fa dolere la testa stu bestia? Pulita. Allora. Non c'è nudo. Sicuro? E come no? Non risponde nessuno. Buen día, padre querido. Mi seccava la lingua! Scusasse, io non lo sape come si dice in spagnolo. Buonasera. I miei omaggi illustrissimi. Che facciamo? Rimaniamo qua guardandosi nelle balle degli occhi su tutta la serata? Carissimo Don Rodriguez, non potremmo parlare un pochino un dandinello più potabile? Perché io non intendo l'espagnolo. Ecco. Scusi, padre, Sì, il mio padrone sì. ci vuole dire che facciamo? Ne tagliamo una faccia come a due cretini? Ah, bravo. È il bravo. Bravo e mi bravo. Sì. Dunque, Sì. dove va il mio hermoso e florido Don Abondo? Sì, Florido, una volta ormai, che uno me ne può dire, Don Rodriguez, a fare Se Dio vuole. le mie cose della chiesa, va. E Dio vuole. E allora, se Dio vuole, io me ne vado a fare le mie. I vostri sono doveri, vero? E spero che lei sappia quali sono i suoi doveri.
Sì, tu che sai, conversare i malattenti, portarci la comunione, parlare di picca, tutte cose sai. Sì. Allora, se Dio vuole si va a salute, va? Adios. Tante cose fresche. Adios. Dei cianghi. Usted dos, adios. Addio. Adios. Bella madre, come ci Usted dos, venite qui. Trovatemi ora la muchacha o va amaso como tu cane rognoso. ¿Claro? Claro, señor. Bueno, trabajando e abbandato. Non dubiti, signore. Traballiamo. E andiamo, non dubita così. Annacatevi, ho detto. Annacatevi, cercatemi. Che c'è sia fra Cristoforo. Siete come a Sant'Antonino, lingua di fuoco, difensore dell'innocente, paladino di... De Francia, scuderia sto cordone, Agnese. Cai. Caie, El buen día a esta compañía Don hermosa. Rodrigo. Che bella faccia tosta che avevi. Muto e facete parlare a me. Mata scusare, deseo hablar con esa muchachita. Per come ora, vostra signoria, con esa muchachita non ci può parlare. E insisto, padre. Desista, figlio. Insisto, padre. Desista, figlio. Insisto, Desista, figlio! Perché? Perché aveva a che fare? A bere, sorelle? A vero, abbiamo troppo che fare. Vostra benedica, passiamo a casa. Ossia benedica. Cammina, ti benedico io a te. E tu non hai a che fare. No. Dunque, carissimo Don Rodriguez, ossia voleva parlare con la cietta. Se io invece devo parlare con voi, Con me? eh sì. E lo sapete perché? Ora vostra signoria si fa due belle risate. Perché c'è qualcuno scioroso, che usurpando il suo riverito nome ha minacciato un povero curato per impedirgli di compiere il suo dovere. Ma tu da lì non arriva a bestialità umana, cetriolo, idro. Ora si facesse due risate, e dopo che si fa due risate, mi dice che ne pensa. Io credo che voi siate un insolente. E che c'entro io? Mica un minacciai io, curato. Basta così, ora ha parlato assai. Mi piace che ogni tanto vostra signoria parla una lingua umana, così ne potremo capire meglio. Insomma, che volete di mia? Cani la state in pace. Chi è ste ombre di merda? Renzino Travaglino. Moto state. Zappaterra o perdonasse. Avreste fatto bene a stare venuto magari voi. No, me licenzia. Qua licenzia. È il mio principale. Siete muy divertiente, frate. Per sorridere, vero? Come a fare? Non comprendo. Quando non ci conviene, ripiglio spagnolo. No, dico, ci vuole parlare, sì o no? A cui? E alla sua coscienza. Ci ha deciso una paroletta, così sta carusi, li facciamo maritare tranquille. Usted sabe quanto vale su vida in este momento? Quanto la mierda de mi caballo. E pensava più picca. E ricorda sempre che io sono Don Rodriguez, Visconde di Mendoza e Castiglia e Siviglia, Duca di Bronte e Maletto, Marchese di Petralia, Soprana e Suttana. E mio padre fu il conquistador de Siviglia e mia nonna cadde nella famosa battaglia di Mendoza. E poi su sì e continuò a scappare. Maldito, ringrazio sto vestito perché oggi ti ha salvato la vita. Grazie per la traduzione. De nada, vamos. E che devo riferire al mio principale? All'inferno. No, la concorrenza meglio non avere niente a che fare. Frate Cristoforo, e allora? Non ti preoccupare che cosa facciamo, Ma io risolviamo. invece mi preoccupo. A me mi pare che chi è duro da pannare. A chi su pennassi io, buona, proprio io. Io invece un spannasse, ce lo passo da un guardo tutto a bene e spacco una cama. E io, mo che ce n'ha sabbroato. Buono, chi do pinna, d'altro spinna, chi do su cucina, e che niente su cristiano. E io iaddo vuole fare. Sì, vediamo se ci possiamo fare calare lassù, iaddo. Ora piglio un appuntamento ritto nuovo visco e vediamo se sta cosa la possiamo risolvere. Va bene?
voi abbiate fede che la provvidenza non vi abbandona. Provvidenza? Ma provvidenza a cui? Provvidenza, se scudavo magari non stiamo di casa, caro fratello Cristoforo. Certo che a voi per dare conforto siete la prima, Agnese. Vi sto dicendo abbiate fede, non dubitate. La provvidenza non vi abbandona. Arrivederci, figli miei. Mamma, ma questo figlio è provvidenza, ma chi sa manca a metà matrimonio? A uno suo sta chi. Ma unni! Carusi, venite qua. Vi so voi questo problema tempo niente. Altro che fra Cristoforo e il vescovo Macari, però scutatemi. Ci vuole una para di testimoni lesti, esperti. E non ne troviamo. Ragione hai. Almeno uno. Anticunendo uno. Poi se ne vanno al padre parroco e dall'uomo dice: padre parroco, questa è mia moglie. E la donna dice: padre parroco, questo è mio marito. Oh, ma la tatini bello, forte, chiaro, che la sente i testimoni e magari un parrino. Dopodiché, un matrimonio è bello fatto, sacrosanto, come se l'avessi celebrato il Papa in persona. Ma può essere, mamma? A che dico, fissare io? Ma siete sicura che non è una canna cialata? Ehi, pezzi sconchiuduto, con cui stai parlando? Che io una vita ha fatto brillare, ma non saccio. Sto cretino qua. Ma stammene muta, va. Allora, io vi dissi che dovevo dire. Se volete sentire, mi sentite, se no, io ti va a rompere il quadro tutti e due di una volta, però. Quando non mi date frastorni. Avanti. Scusate, ma io non mi volevo offendere. No. Mamma, ma io dico una cosa. Vediamo. Ma sta cosa è gioco che dici, ma perché non ci viene in mente a fra Cristoforo? Ma perché? Perché sono uomini di chiesa e certe cose ne vogliono fare e ne possono fare. Oh. Io non se ne possono fare, ne vogliono fare, o dire che è una cosa tinta che è peccato. Ma quando sei bestia e gioia, e ta madre ti facesse fare peccato. Ma io dico, ma succede sta strada, perché non barravo prima invece di fare ne Ma peneare? perché volevo vedere se si risolveva di un'altra maniera. Visto che la situazione si sta impedugliando, la cosa sperugliare io. Chiù, vediamo. Va bene, va. Avanti, ho cercato suo testimone, lesto, esperto, mi raccomando. Va bene, va bene. Ciao Renzi. È che mi pare troppo bello per essere vero. Avanti. Tu vedi che a fare da banna che io vai in giardino. Quando te li uno può dare sui giardini facciano qualche uovo. Ah, e allora ci vengo magari un dopo dare, così sfantasio. Ma che vuoi sfantasiare, non può dare? E che faccio? Me ne vai all'opera allora? No, ti manca l'opera. Io mi sfantasiare non può dare. E mi sono arrabbiato con Rodrigo, pezzo di cafone, assente in cielo, a morire ammazzato un pezzo di moneto, e mi portato da parte più. Ai, ai, Non abbondia! Ma tu chi sto finalmente? e che ti pare che siete ma mogliere? Guarda, state facendo a fare vostri. Vecchia madre! Fu! Io che queste parole svergognate! Come ne esce da sta urca? Fu! Mi sento un poco buttato. Chi è? Doppato! Doppato a chi siete voi? Io mi sento un doppato. A chi è che muriate? Chi è? Si mangiava acqua a Roma, vero? Altra volta! Non mi attendi. Io conosco i vostri piattetta! E poi mi bevi magari 2 ita di vino. Sì, 2 ita di vino! Voi! Sì, Camminiamo, va!
Ossia benedica, Don Abbondo. Il signore vi accompagna, Gioia. È giusto il signore ne può accompagnare, perché se fosse per voi facciamo la muffa. Perpetua saluto. State attenti su padre parroco, so di casca malato, meschino. Che quale malato? Avevo solo un poco di imbarazzo di stomaco, ma ora ci faccio un bicchiere d'acqua chiusa e ci passa. E nell'acqua chiusa, facciamoci fare bello bagno. Sì, certo, io compagno, certo. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Camaniamo. Ma qui erano chi? Qui erano. Qui erano Qui erano. Cagnese. Questa figlia Lucietta, ma pare che vino vanno reggiare oggi, ne vedo. Niente Lucietta. Sì. E cosa sono? Come qui? Cosa Lucietta, chi da casa va a maratare con Scenzino. La pancia, E camanate, che aveva fatto un poco d'acqua, ughiuta. Già siamo in già. Ci metto a tavolo. Ci metto magari a Daura. Ci metto la mia. Sì. Dammi il stomaco. Già siamo in già. Già se me basta, scimonita. E già siamo e basta. No, prima tu. Ah, canate da sopra. Già da me basta, se siamo cazzuto da macchianata. E canate e basta. E cazzo, Oh, ci faccio combattere. Un breviario. C'è moneta, come ci portavo. Andiamo a pazzo. Guarda qua. Filippo, mi raccomando, fai che tu ti dissi, E non sbagliare, Aspettami qua, Va bene. Sul numero so ogni cosa. E stai vedendo che stai? Per te, so. Sei pronta? Stai chiamando come una foglia. Oh, lasciamo l'ultimo lizzo. Mi raccomando, non sbagliare. Tu pulisci, Forza, cammina. Oh, Va facciamo bene, va tutto bene. carretto. Oh, appena perpetuarati, invunnicamo tutto in tronco qua. Una cosa lesta, sperta e lesta. Camucciamo. Sogno Filippo. Filippo coi. Filippo Scannapero. Bestia. Ma quando è casiti? No, sogno in compagnia di un amico. Venisto a fare compagnia. Ma quale compagnia? Vieni per parlare con Don Abbondio. Con Don Abbondio. Ah, stora. Sì, vieni per pagare un debito. Si può sapere che schifo è? Uno, anzi, su due, cercano a voi. Beateci il zicchio d'acqua e mandatelo a fanculo. E se non mi rapite come caso? Ma chi è che volete? Voglio parlare con Don Abbondio a pagare un debito. Debito, de soldi. E certo, di soldi. Don Abbondio, dice che ha pagato un certo debito. De sordi. De sordi. Facetelo tacere. Ciò si tingia. Tacete e basta. E ciò si te basta. E se non mi rapite come caso? Sì, vero è. Stai scendendo gioca sotto. Stai scendendo e basta. Lesti. Vunicamo. Ma che è tutta sta fudda? Che cazzo volete? Don Abbondio, cacciasi un paese sano. Ah, madonna mia, che volete? Fermatevi, ora sto dentro. Tu, sdesonesti. Che facete qua? Sdesanese disgraziate, che volete di me? Che volete? Ora ne invece tu ci ascoltate. Parla tu, spicciti. Signor curato, ci presenta a mia moglie per sbagliare. Signor curato, questa è mia moglie. Vedete cosa ha fatto